Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del consueto Spazio Più dei Professionisti Imprenditori Uniti del martedì pomeriggio da Radio Libertà. Sono Mimmo Magnetta, sono il solito guastafeste di tutti i soliti poteri forti che ci vogliono sempre mettere sotto, e sono qua appunto a fare questa trasmissione, e al mio fianco ho due esperti di un settore che appunto secondo me dovrà essere ben ascoltato e dovrà essere anche contattato per avere ulteriori chiarimenti, oltre a quello che appunto vi sarà detto appunto in questa trasmissione, che appunto è la trasmissione dei professionisti e degli imprenditori uniti. Allora, a fianco a me ho l'avvocato Andrea Reggioni di Como, e Roberto Volontieri, che è una mia vecchia conoscenza, pure troppo vecchia ormai, insomma, c'è 50 anni che ci conosco, anzi più di 50 anni. Più di 50 anni. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sì, in effetti con Mimmo ci conosciamo da troppi anni. Sì. E mo basta, appunto, anche perché noi ormai di cose da raccontarci non ne abbiamo più. Invece abbiamo con noi l'avvocato appunto Reggioni, a cui cominciamo subito col presentarlo, anzi lo facciamo presentare da sé, così gli ha dimestichezza col microfono. Assolutamente, ti ringrazio Mimmo. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Reggioni, faccio l'avvocato e svolgo in particolar modo consulenza aziendale, quindi mi occupo di aziende e vengo spesso e volentieri chiamato dalle stesse per in qualche modo aiutarli a introdurre nel mondo del lavoro, per dare delle consulenze, affrontare determinate problematiche che nella quotidianità durante le loro giornate incontrano, e quindi sono qui a vostra disposizione. Sì, perché lo spazio più quello del martedì, quello che appunto è dedicato da sempre, da tempo immemore, alle partite IVA, alla piccola e media impresa, agli imprenditori, e appunto è quello che vi aiuta a scoprire quelle che sono le varie magagne in cui di punto in ballo, se uno non si documenta bene, può finire appunto come imprenditore, come partita IVA. Assolutamente, spesso e volentieri qualche persona, anche solo per l'apertura di una piccola società, che può essere una pizzeria, come può essere un piccolo bar, spesso e volentieri incontra delle problematiche e sai, se non le affronta immediatamente con i giusti crismi e con le giuste distanze, porta ad avere dei grossi problemi successivamente. Quindi secondo me sempre, lo dirò sempre, è importante che qualunque imprenditore, piccolo o grande che sia, o piccolo o grande che possa essere, di fatto si debba interfacciare con persone e società che possono essere più performanti possibile e ad aiutarli per introdursi nel mondo del lavoro, nel mondo dell'imprenditoria. Certo, anche perché viviamo in un paese che non è che sia poi così semplice. Per quanto l'Italia è un paese che si basa con una grossa percentuale su quello che è il lavoro delle piccole e medie imprese, che rappresentavano fino a poco tempo fa il 65% del PIL nazionale, insomma, ecco. Queste piccole e medie imprese sono a forza appunto di vivere in un paese che ogni 2 per 3 se ne inventa una nuova, tante volte non sono nemmeno al corrente di quelli che sono i vari cambi. Allora, parto da questo presupposto: certamente abbiamo troppe bazzecole o tante bazzecole da seguire, però queste possono essere anche un punto di forza se si affrontano nel giusto modo. Spesso e volentieri certi aspetti che vengono considerati pesanti, in qualche modo dei lacci importanti per le aziende, devono essere visti come qualcosa di performante. Il problema è che spesso e volentieri, ripeto, gli imprenditori o nuovi imprenditori o persone che vogliono iniziare queste attività vedono tutto ciò come qualcosa di pesante, che prima di affrontare un'attività
queste vengono già trasportate a fondo da questi pesi. Secondo il mio punto di vista è vero, ma se si affrontano nel giusto modo, sì, sono dei costi, ma possono essere dei grandi vantaggi. Cioè, col tempo diventano redditizi. Insomma, d'altronde noi trasmettiamo da Radio Libertà, questo è lo spazio Più, e questa radio prima si chiamava Radio Padania Libera, no? Noi nasciamo appunto da un mondo che era sempre stato interessato ai territori, a quelle che sono le varie specifiche qualità di certi territori, però appunto ultimamente ci siamo persi la voglia di informarci prima, di documentarci. Noi invece abbiamo quelli che ci sbarcano ogni giorno, lo dico in senso figurato perché ormai non arrivano più solo con i barconi, arrivano in varie maniere. Ecco, quelli prima di arrivare a toccare con il loro calcagno un pezzo di terreno nazionale, già sanno che cosa possono fare, cosa possono chiedere, cosa possono ottenere. Ma certamente le Arrivano persone documentati. no, certamente. Questo è anche la forza della televisione che arriva ovunque, è un mondo globalizzato. Certamente queste persone, nel bene o nel male, cercano di informarsi prima di andare. Ma, giocoforza lo facciamo anche noi italiani. Se noi vogliamo andare in Francia o in Inghilterra o in America, prima di andare ci interessiamo che cosa accade, che cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo comportarci o fare qualcosa. Non lo facciamo in casa nostra. Non siamo in grado di guardare in casa nostra effettivamente cosa dobbiamo fare, spesso e volentieri. Ma perché? Pensiamo di sapere tutto. E questo non è la verità. E quello poi uno rimane fregato, perché per esempio parlando a livello, ecco, se io padre di 2 figli, volessi appunto aprire ai miei figli quella che, essendo in età, di aprire un'attività e mettere in piedi un'azienda, tante volte ci limitiamo a dire: "Vabbè, devi aprire la partita IVA, ti devi iscrivere alla Camera di Commercio anziché all'artigianato e devi trovarti su qualcuno che ti fa il lavoro e lavora per te e basta". Spesso e volentieri io posso fare anche un esempio molto semplice. Prego. Allora una persona dice: "Vabbè, io voglio aprire un bar per mio figlio, ho il locale, lo posso adibire", quindi chi guarda e cerca di fare un investimento corretto aprendogli una partita IVA, un conto corrente, una persona ha le proprie dipendenze, un contratto part-time e tutto. Poi, lascia indietro qualche certificazione che è obbligatorio per l'Italia. Abbiamo la legge sulla sicurezza molto, Stringente. ma più che stringente è performante secondo il mio punto di vista rispetto ad altri stati e Come quindi quella del cantone lì dove è successo il assolutamente. tale quale, no, Tale quali, tale esatto. quale No, abbiamo una legislazione importante in Italia e, ogni anno, viene migliorata. Anzi, vorrei aggiungere una cosa, molto importante. Ogni anno il governo investe tantissimi soldi sulla formazione obbligatoria e questo per esempio è un punto di forza del nostro Stato, del nostro governo, che non viene preso dalle forze lavoro o comunque uno vuole investire, vuole fare una società, vuole aprire qualcosa, non conosce queste particolarità. In sostanza, sì, è vero, la nostra legislazione è importante, c'è da investire dei soldi e tutto, ma la verità è che ci sono un sacco di quattrini investiti dallo Stato nei confronti della società, del terzi, delle imprese e non vengono sfruttati. Ma perché? Perché la gente non sono conosce. conosciuti, sì. La gente non conosce. Questo è il problema centrale. Ecco, allora appunto con l'avvocato Andrea Oreggioni invece trovate un esperto, un consulente aziendale che è a conoscenza di quelle che sono tutte le varie, necessità che servono per, per aprire e portare avanti un'azienda, e perciò, potete tranquillamente rivolgervi a lui. Ecco, vi do, sì, il numero della diretta, per cui se qualcuno degli ascoltatrici e degli ascoltatori fosse intenzionato appunto a fare delle domande, può chiamare direttamente allo 02 92 94 72 22. Ripeto per i più lenti, 02 92 94 72 22.
vi potrei dare anche il numero del WhatsApp, ma dato che sono analfabeta tecnologico, non ve lo do perché tanto non so leggere, ho qua esperti di formazione, quasi quasi glielo potrei far fare all'avvocato di regione oppure al mitico Certo. Sì, lui lo vedo molto, Sì, lo vedo molto assolutamente. sveglio lui. Ma abbiamo già un ascoltatore? No, no, comunque pure ripeto, va bene. No, mi diceva la mitica regista Natalia che appunto se c'ho bisogno viene lei a insegnarmi a leggere e a scrivere. Qualche battuta consentitemela perché appunto sennò diventa troppo seria la trasmissione. Caro Andrea, tu devi sapere una cosa, che tanti padri di famiglia, tante mamme o tante nonne investono quello che sono i loro risparmi di una vita per aprire attività appunto a figli e nipoti. E il più delle volte se questi figli o questi nipoti partono così alla carlona, no? Praticamente tutto il sacrificio, tutti i risparmi di una vita delle famiglie vanno persi perché appunto Perdonami Mimmo, hai usato una parola a me molto cara, carlona. È raro sentirla. Beh, io sono nato al nord, sono cresciuto al nord. Sono stato portato al nord tanto tempo fa e ho imparato quelli che sono gli usi, i detti. Ecco, però appunto proprio per una questione di cultura, di mia identità, io sono abituato a prendere, a essere molto pragmatico, a mirare, prendere un obiettivo di mira e cercare di raggiungerlo, di colpirlo. E allora appunto io uso lo strumento radiofonico che appunto Radio Padania Libera prima e Radio Libertà adesso m'hanno dato uso, è un privilegio per me quello di parlare attraverso questi microfoni, appunto, di poter diffondere quello che è il verbo, a volte della verità, perché appunto a volte si parla di quelli che sono casi politici che condizionano la nostra vita quotidiana, e poi comunque sia quella anche di prendere e dare le giuste indicazioni per chi appunto vuole inserirsi a livello lavorativo. Qui io sono stanco di vedere giovani che vengono formati, arrivano appunto a importanti carriere universitarie, importanti titoli di studio e poi dopo alla fine vanno a lavorare, vanno a lavorare appunto all'estero. Cioè noi investiamo, formiamo persone e poi questi se ne vanno dall'altra parte delle Alpi oppure dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Ecco, noi invece dovremmo imparare che i nostri giovani, soprattutto quando li mettiamo al mondo, dobbiamo imparare a tenerceli noi e farli crescere, a farli a farli prolificare. No, oltre che progredire, prolificare appunto, perché se alla fine i nostri figli se ne vanno e diventano cittadini o americani o che ne so, norvegesi, svedesi e cose varie, alla fine noi poi dopo qua chi rimaniamo? Rimangono solo i colorati. Io Si può credo dire che colorati? Regista, si può dire non è razzismo, no. io credo che l'Italia sia un bellissimo paese e che abbia e offra tantissime possibilità e mi auguro che i nostri ragazzi, io ho due ragazzi di 25 anni, di 20, possano continuare a stare in Italia e godere della bella Italia. Certamente ci sono delle difficoltà, ma credo che abbia grandissime opportunità. Bisogna saperle solo cogliere. Allora io v'ho detto, volendo potete chiamare anche subito, ma se no invece io prendo, c'ho qua l'appunto, ma glielo facciamo dire all'avvocato Andrea Oreggio, dillo Sì, direttamente tu quelli che assolutamente, sono i riferimenti per contattarti. qualunque riferimento, per essere contattato, per contattare i nostri uffici. Allora vi lascio naturalmente l'indirizzo email e 2 numeri telefono dei miei soci che possono tranquillamente accogliere ogni vostra richiesta o domanda. L'indirizzo email è vitasrlformazione@gmail.com e i 2 numeri telefono sono 366 532 3418, risponderà la signora Olena, e l'altro numero è il 335 649 5961, alla quale risponderà il signor Antonio. Io qua c'ho 333. Perdonatevi, 333 649 59 61, al quale risponderà il signor Antonio.
Ecco, appunto, e da loro riceverete tutte le informazioni per poter prendere e stare al passo con quelle che sono le varie norme, le varie leggi che appunto in Italia vengono richieste dall'oggi al domani. Ripeto, se avete bisogno di chiarimenti su come va condotta nel pieno rispetto di tutte le varie normative, potete Sì, rivolgervi appunto a assolutamente, loro. potete risolvervi, porre tutte le domande, le considerazioni, potete insomma, siamo pronti a 360 gradi su tutte le normative e su tutto l'approccio per le società medie, piccole e grandi. Vorrei solo fare un piccolo appunto, prima hai parlato della Confederazione Elvetica, Sì, quando sì, abbiamo sì, parlato della di gran man sicurezza. Vorrei comunque fare un piccolo inciso. La legislazione italiana nasce da lontano ed è particolarmente performante. Certamente abbiamo da lavorare, perché c'è sempre tanto da lavorare. Il governo pone in campo tantissime forze, dall'ispettorato del lavoro, ai carabinieri, alla polizia, che fa dei controlli massivi e importanti sui cantieri, però sappiamo benissimo, si vede nella quotidianità quanti morti accadono, ma questi accadono perché le persone non pongono la corretta diligenza. La norma c'è, viene applicata, e alcune persone non pongono la dovuta diligenza. Allora lì nasce l'obbligatorietà delle formazioni e devono capire tutti che 1 euro in questo mondo è 10 euro per domani in tasca dello stesso imprenditore, perché se dovesse accadere un sinistro per un lavoratore, posso dirla da un punto di vista da avvocato? Sì. Perfetto. Se accade un sinistro, da un'impalcatura cade un cristiano, cosa succede? Ci si aprirà un processo penale, un processo civile, un risarcimento dell'INAIL, quindi si aprono delle assicurazioni, le assicurazioni non rispondono, quindi gioco forza, è meglio non aprire neanche nessuna attività, perché Sì, infatti ecco, uno deve appunto aver bene presente che qua in Italia uno dice: "Vabbè, ma io sono assicurato." Dice: "Un cavolo, non è sufficiente solo essere assicurato, perché se tu per esempio datore di lavoro non ti accerti della corretta esecuzione di quelle che sono le varie norme di sicurezza, quando poi succede l'incidente, anche se tu sei assicurato sia come azienda o anche come singola persona che rimane vittima, le assicurazioni non pagano." Ci può essere, comunque ci sono certamente le assicurazioni fanno il loro lavoro, cioè io ti assicuro nel momento in cui tu sei cioè nel senso Sì. performante o comunque sei in ordine, perché può accadere la fatalità, perché ci mancherebbe, nel mondo è fatalità, cioè esiste anche questo, però bisogna essere porsi in regola. Certo. E ripeto, il governo in ogni legge di bilancio, in ogni momento pone tantissimi soldi, denaro pubblico per aiutare le aziende ad stare in regola con Ora la ti faccio una normativa. domanda da $1.000.000. Anche 2. Quanti soldi vengono effettivamente impegnati? Cioè, tutti i soldi che il governo mette a disposizione per No, adesso io non ho un calcolo, non sì, ce non dico l'ho, a grandi span ma secondo me non viene neanche utilizzato il 50%. e questa è una cosa che non si può sentire. Assolutamente, possiamo fare anche, un approccio su quello che è nella quotidianità, se uno dovesse controllare le buste paghe o quant'altro, c'è una somma che viene, in qualche modo lasciata per la formazione professionale e queste non vengono mai utilizzate, ma spesso e volentieri. Quindi, queste cose, bisogna fare attenzione. E quindi bisogna affrontarle queste problematiche. Quello è un po', io ogni tanto ci casco in questi discorsi, mi dovete perdonare, ma io sono un sindacalista nato, ormai anzi, mi ci son dedicato completamente anima e cuore da 25 anni e passa. Per esempio ci sono i sindacati che, prendono o fanno tessere, prendono i soldi per le tessere dei propri associati,
gli stessi soldi che vengono appunto presi da questi sindacati dovrebbero essere utilizzati per quello che è l'oggetto sociale dello statuto del sindacato, cioè ai fini della formazione, comunque della cura, dell'attenzione ai propri iscritti. Questo non accade. Ma Non certamente accade già a livello non voglio entrare, sindacale, non ho tutte le competenze o i meriti o le competenze per entrare in tutti i meriti, o comunque vorrei evitare di esprimere un pensiero personale, potrebbe essere anche abbastanza particolare, però certamente credo che tante formazioni non svolgono correttamente il loro operato. Questo tranquillamente lo dico. Mentre invece appunto rivolgendosi alla Vita SR Formazione @gmail.com, questo è lì l'indirizzo appunto mail, uno viene documentato su tutto quello che necessita per riguardo ogni attività che appunto voi... Questo abbiamo parlato di sicurezza, ma si può parlare, voglio dire, anche allora quando un'azienda, soprattutto di medie e grosse dimensioni, spesso e volentieri ha bisogno di cosiddetti modelli organizzativi, per cui per essere performanti bisogna avere dei modelli organizzativi importanti, e quindi sono delle normative obbligatorie in Italia. E guardate, parliamoci chiaramente, in Italia abbiamo una legge, la 231 del 2000, negli anni 2000, che è secondo me una delle normative più importanti che abbiamo, ma fa invidia al mondo intero, e sicuramente è un investimento per le aziende, ma un investimento serio, e può aiutare le stesse aziende a crescere. Questa è la cosa più importante, cioè per me tutto quello che fa il mondo delle imprese vengono fatte e svolte, ma nel momento in cui vengono assorbite concettualmente dall'imprenditore non sono un peso, ma sono un investimento per favorire la crescita della mia azienda, noi stiamo bene. Avvocato Reggioni, tu hai detto che fai consulenza aziendale nelle varie imprenditori che tu hai conosciuto, quanti conoscevano questa legge 231 del 2000? Allora, le aziende medie e grosse le conoscono, però cosa succede? Ripeto quello che ho detto prima, spesso e volentieri viene visto come un peso. Ma perché? Perché qualche consulente non insegna la bontà delle cose. Cioè, se io a mio figlio gli dico che deve fare quella strada, da padre gli indico la strada corretta da intraprendere. So benissimo che un figlio può prendere la strada sbagliata, però io gliela devo indicare. Io come consulente devo indicare la strada migliore alle aziende per crescere. Naturalmente aziende medio-grosse, a parte l'obbligatorietà che esiste, ma ritengo che se li debbano fare, ma per una questione di etica? No, forse non di etica, ma per essere, posso dirla in maniera molto più papale, anche in dialetto, tanto qua abbiamo vari... le mie sci, voglio dire, fare bene le cose. Traduzione simultanea? Le mie sci non è proprio così. Ecco, questa è la traduzione simultanea. Pensa io, povero ignorante meridionale tradotto al nord in piccole intenderetà, pensavo che significasse non è così, non è, ma il termine un pochino più... Non pensavi di andare a sciare, no? No. Io per esempio, ecco, sì, in effetti tu hai detto avvocato Reggioni, hai detto delle cose veramente dovrebbero essere scontate, no? Dovrebbero, però appunto cosa succede? Che la non conoscenza di tanti aspetti che appunto sono necessari invece nel lavoro poi ti porta... Ma conoscere vuol dire investire, Certo. vuol dire anche investire il proprio tempo,
vuol dire investire il proprio tempo. Certamente allora noi abbiamo un po' una mentalità, e lì partiamo da quello che hai detto tu all'inizio: spesso e volentieri chi arriva da fuori sa sempre tutto. È problema nostro, soprattutto in Lombardia, perché la mia famiglia arriva dalla Valtellina, per cui immaginate da qualche generazione. Allora son cresciuto con l'idea: devi lavorare, devi lavorare, devi lavorare, e spesso e volentieri quando uno lavora, abbassa la testa, non si guarda mai attorno, okay? E qui l'imprenditore oggi moderno deve fare qualcosa di diverso, cioè lavora, perché quello abbiamo imparato. Io penso a tante aziende che conosco, anche bresciane di Bergamo, o alcune aziende che conosco il territorio comasco. Certamente lavorano. Chi è stato più performante si è guardato addosso e ha studiato anche quello che c'è intorno. Quello che c'è intorno non vuol dire solo il competitor dirette, ma anche tutto quello che l'infrastruttura, la società, lo Stato, le legislazioni. Si è guardato attorno, le ha studiate. Quindi quando uno fa l'imprenditore oggi non deve solo pensare produco, ma bensì deve cercare di studiare per essere sempre sul pezzo, essere più performante, essere smart. E anche perché comunque se poi c'è tutto un inizio e tutta una fine, ormai il mondo è un po' cambiato. Per esempio quando siamo nati noi già sapevamo, finite le scuole medie, se pigliavamo un indirizzo scolastico anziché un altro, il nostro futuro era quello, non ci si spostava da là. Il mondo è un tantinello cambiato, visto che viviamo appunto in un mondo, in un paese che ormai ha cambiato anche tanti aspetti, al di là dell'aspetto enogastronomico e turistico, no, il mondo qua è proprio diverso. Cioè io mi ricordo una volta noi esprimevamo un sacco di eccellenze a livello industriale. Adesso l'unica eccellenza che c'è rimasta è quella turistica e quella del mangiare. Allora, no? Però che succede? Che quando scattano le stagioni turistiche manca la manodopera, ma non solo. Allora, è facile, e qui bisogna sempre stare attenti. Allora, è facile. Allora, ho la fortuna di girare, vado in Emilia Romagna, ho anche imprese emiliane che seguo. Certamente io parlo di eccellenza, uno pensa all'aceto italiano, voglio dire l'eccellenza, senza parlare di altri alimenti. Su questo è facile cavalcare le onde. Oggi abbiamo necessità di insegnare ancora il lavoro, la manodopera, la manualità, perché non possiamo avere solo ed esclusivamente laureati, ingegneri, esperti in comunicazione, che va alla grande, esperti in comunicazione. È importante qui, vede, parliamo di formazione, la mia società è formazione, vita e formazione. Perché? Perché la formazione deve essere alla base di tutto. L'imprenditore, anche qui parliamo di imprenditore, questo cosa deve fare? Deve formare i propri lavoratori, deve investire. Allora se li informo e li formo, questo è tutto vantaggio della mia azienda. Poi soprattutto se agli operai, agli impiegati gli dai anche, non so, un sostegno a livello di famiglia. Una volta c'erano imprenditori industriali che ti davano l'asilo, ma erano illuminati questi. Però adesso siamo alla fine del primo tempo, dobbiamo passare alla pubblicità. Rimanete con noi su Radio Libertà. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano.
Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci, è sempre lo spazio più del martedì pomeriggio, siamo sempre su Radio Libertà e qui vicino a me, appunto alla mia sinistra, c'ho il vecchio amico Roberto Volonteri. Buonasera a tutti. Sempre. Buonasera a tutti. Ecco, solo questo sai dire. Questo è la traduzione, poi eventualmente quando si parla in dialetto io traduco in italiano. Volendo ti possiamo far fare anche uno stacco canoro. Penso che non sia il caso. No. Volete perdere ascoltatori? Io faccio volentieri. Invece alla mia destra c'è l'avvocato Andrea Reggioni, che è un esperto anche in consulenze aziendali. Buongiorno. Andrea, tu ti sei occupato anche di casi penali, giusto? Sì. Anni fa. Ora allora, il penale lo tratto, o meglio, investo il tempo sul penale nel momento in cui vengono coinvolte le aziende. Infatti prima parlavamo della legge 231, questa legge parla di poco modelli, poco conosciuta, parla di modelli organizzativi e insomma viene fatta o deve essere fatta anticipatamente anche prima di eventuali controlli o non controlli. Perché? Perché aiuta le aziende ad evitare dei reati. Allora, ve la spiego magari in maniera un po' più tecnica. Sostanzialmente sappiamo benissimo che il reato viene comminato verso una persona fisica, giusto? La persona giuridica naturalmente non commette reati e chi ne risponde è la persona fisica e quindi l'amministratore delle aziende. Allora, per in qualche modo, non dico salvaguardare, ma ridurre i rischi nei confronti dell'amministratore, che già a carico ha investire del denaro, le proprie competenze, i vostri rischi e quant'altro, allora nel momento in cui viene adottata questa normativa, che attenzione è il fiore all'occhiello secondo me della nostra legislazione in relazione alle società di medie grosse, cosa prevede? Dei modelli organizzativi per evitare la commissione di una serie di reati. Torniamo alla sicurezza. Quando si fa male un ragazzo, si schiaccia un piede con una paletta durante un trasporto di merce, se ci si rompe un bancale dopo 30 giorni, cosa nasce? Procedimento penale, cioè una procedura nei confronti dell'amministratore. Giocoforza, se ha adottato questo sistema, il modello organizzativo, ripeto, non va a escludere, ma certamente per chi lavora ti dice come devi lavorare tu operaio, come devi organizzarti, come devi eseguire i tuoi compiti, cioè tu stai investendo del tempo per migliorare la tua azienda. Cioè, ti faccio un esempio: se per esempio dobbiamo rifare una facciata a un edificio, sì, ci sono i ponteggi o muratore, ma arrampico per passare un po' di cemento, quello che dintona, quindi non mi metto la cintura di sicurezza.
attaccata appunto Il modello- casco giù. Lì la responsabilità, se tu alla fine la l'amministratore- responsabilità resta anche in capo all'amministratore, per quanto tu voglia fare tutte le procedure, il preposto e questo e quello, in capo all'amministratore della società resta una responsabilità. ma anche a livello penale. Anche a livello Anche se soprattutto a praticamente livello penale. perché uno praticamente dovrebbe mettere un controllore affinché i vari Ma ci operai sono, ma ripeto, allora, non faccio casi specifici che sto anche seguendo a livello giudiziale, però è caduto un ragazzo dal ponteggio. Sì. Era in appalto, perfetto. Chi è responsabile del ponteggio? La ditta che appaltante, va bene, però il ragazzo lavorava cioè ci sono delle commistioni di lavoro e quindi nascono una serie di responsabilità. Più tu svolgi formazione, modelli organizzativi, controlli il materiale, cioè tu segui correttamente la legislazione e naturalmente hai meno responsabilità. E tu mi dirai, oh, ma quando io lavoro, se devo seguire tutte queste cose? Perfetto, allora torniamo a monte. La formazione. Non importa chi sta lavorando, le persone devono sapere che devono lavorare formate. E soprattutto usando quelle che sono le dotazioni, però appunto evidentemente questo spesso e volentieri non accade, perché noi in Italia sentiamo spesso e volentieri, quasi quotidianamente, di incidenti sul lavoro, di morti bianche, perché appunto comunque sia poi c'è il pressapochismo di ogni essere, di ogni singola persona. Certamente c'è questo, c'è quello che vuole guadagnare più di quello che dovrebbe perché non investe sui DP dei lavoratori, non investe sui lavoratori, naturalmente non segue neanche, voglio dire, ci sono anche aziende che non pagano le tasse o tanti altri non pagano i contributi ai lavoratori, cioè queste cose le vediamo nella quotidianità. Certamente chi dà da lavorare, chi ha degli appalti deve controllare, deve verificare che tutto ciò avvenga. Lo Infatti Stato più che fare le leggi non può. Sì, poi appunto in effetti ci devono essere Il buon senso. c'è il buon senso. Tu giusto appunto prima facevi un discorso da buon padre di famiglia. Io ieri sono stato in Viesterle, Ederle, che è una traversa di via Padova, in una sede della Lega per Salvini. C'era una riunione in cui si doveva parlare del referendum. Ricordatevi, il 22 e il 23 marzo andate a votare, votate sì, perché appunto è un dovere farlo, perché per impedire a certe caste di esercitare troppo potere, andare anche oltre. Comunque insomma, vabbè, non volevo parlare di questo adesso. Eravamo lì e praticamente a un certo punto si sono presentati, oltre che l'amministratore della Lega, l'onorevole appunto Di Rubba, e si è presentato anche il sottosegretario della presidenza Alessandro Morelli, che è stato il mio ultimo direttore qua in radio. Adesso appunto è stato sostituito da Giovanni Sallusti, e assieme a lui poi c'erano anche altri, c'era anche il consigliere comunale Pietro Marrapodi, insomma, hanno parlato di tutte le varie cose che si sono messe in porto grazie appunto al comportamento da buon padre di famiglia. Su qualsiasi iniziativa loro gli ha attraversato il loro cammino, insomma, per cui in pratica hanno parlato di importanti finanziamenti per opere viabilistiche, ha parlato soprattutto di le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Ecco, alla base di tutto ciò c'è appunto il senso, il comportamento da buon padre di famiglia nel fare le cose. Io mi ricordo appunto che una volta noi avevamo imprenditori industriali che nella loro industria, oltre ad avere i capannoni dove far lavorare i loro impiegati, però avevano anche l'asilo per i figli dei dipendenti,
e poi appunto comunque si avevano le mense, insomma. Noi qua invece, se non arriva qualcuno che ogni tanto porta giù il pentolone di matriciana, col cavolo che si mangia qua a Radio Libertà, no? E se non arriva, per dire, il guanciale direttamente di Norcia, manco ci sta la materia prima, manco né per fare la matriciana, ma manco per fare la carbonara. Perciò appunto io faccio spesso e volentieri durante le mie trasmissioni, le lancio queste, queste indicazioni. Allora, innanzitutto cominciate da fare serie, andare a votare, partecipate al referendum che ci sarà il 22 e il 23 marzo per esprimere il sì alla separazione delle carriere. Poi, secondariamente, ma manco perché non è meno importante, se volete ogni tanto qualche contributo a questa radio ce lo potete anche mandare, anche poi sotto forma di guanciali, forme di parmigiano, di pecorino. Qua tutto è ben accetto, anche perché abbiamo una giornalina, la nostra regista Natalia, che è sempre che bella, ha sempre fame anche lei. I giornalisti non scherzano manco loro, però appunto noi qua accettiamo solamente cibo certificato. Assolutamente. Perché appunto in pratica... Se vuoi io faccio un piatto di pizzoccheri. Buoni. Sì. Perché appunto in pratica in Italia quello che manca è la capacità di controllo. Stamattina prima di venire via ho letto qualche articolo su un quotidiano e praticamente sono venuti fuori i vari controlli che hanno fatto per esempio a Roma al mercato comunale dell'Esquilino, dove hanno sequestrato 500 kg di pesce non tracciato e manco comunque a norma con quelle che sono le varie regole. Ecco. Questo succede una volta ogni tanto perché sostanzialmente mancano poi i controllori. Una cosa che si potrebbe fare, ma questo è per me naturalmente non su tutto, ma spesso e volentieri cosa accade? Quando si apre un'attività si deposita questo documento, quell'altro ancora, ma solo diciamo documenti relativi all'apertura, la partita IVA, la posizione INPS, sì. Tutte queste. Secondo me, spesso e volentieri, o meglio, potrebbe essere introdotto un obbligo di deposito di documentazione relativa alla sicurezza. Ipotesi. Io, se non mi porti tutta questa documentazione, io non ti do, perché cosa succede? Lo Stato, il governo, investe un sacco di soldi con personale per andare a fare i controlli, ma l'Italia non è piccolina. Quante persone dobbiamo avere sul territorio a controllare? Vediamo i cinesi, quanti negozi dei cinesi, vai, prendi un documento, un prodotto, lo giri, togli l'etichetta, c'è scritto qualcos'altro, questo lo fanno vedere tutti i giorni alle trasmissioni televisive. E cosa faccio? Allora investo 500.000 carabinieri a controllare? No, non esiste. Allora, prima dell'apertura, certamente non puoi fare su tutto, no? Però dare ulteriore documentazione da depositare. Quindi cosa vuol dire? Un'autodichiarazione da parte dell'attività. Che se uno in pratica dichiara il falso, quando poi viene scoperto finisce anche nelle rogne. Allora, dato che la maggior parte di nuove attività lavorative sono condotte da cittadini stranieri, allora questi cittadini stranieri che diventano una consuetudine, ma in Italia forse sono più loro, per esempio non so se i Bangla sono più presenti loro, ci sono più cittadini del Bangla a Milano che addirittura nella capitale del loro paese. Però appunto il problema è vero o no, Natalia? È così? Comunque i secondi più numerosi sono quelli appunto rumeni, no? Sì. Secondo me adesso ce ne stanno tantissimi anche ucraini, perché giustamente poveracci scappano dalla guerra e vengono qua, no? Il discorso di fondo, ripeto, è ormai sappiamo, siamo in un mondo globalizzato, cioè alla fine l'Europa è l'Europa, Romania è Europa, Bulgaria, e quindi c'è la libertà di movimento. Il discorso è centrale e molto semplice. Tu apri un'attività, perfetto, deve essere in regola. In regola vuol dire non solo me la devi aprire, fare la partita IVA, fare l'INPS, la posizione qua, mi devi portare. Ora hanno fatto una bellissima cosa, hanno fatto la patente per le imprese edili.
Sì. Poi quando l'hanno fatto gli hanno detto ma la rinviamo per qualche mese perché qualcuno si deve adeguare. Questo è l'errore centrale, cioè tu hai applicato, gli hai detto di fare la partita per fare questa patente a punti, deve essere applicata, deve essere introdotto il giorno tal dei tali. Chi non è in regola vuol dire che viene controllato, viene multato e viene chiusa l'attività. È chiaro che chiudo parti di un indotto perché non si mette in regola, ma è meglio avere delle 10 morti in più o 10 morti in meno? Beh, sì, quello è meno, chiaramente. Perfetto, quindi è meglio che le ditte si mettono in regola, applicano il tutto e devi fare l'apertura, perfetto, il tuo locale ha un dipendente, fammi vedere il DVR, fammi vedere la visita medica, la deposita all'apertura e allora ti faccio aprire. Non te lo faccio posteriori, e poi se controllo. tu apri un negozio, comunque si apre un bar, ce l'hai l'uscita di sicurezza per impedire che... E non viene chiusa l'uscita di sicurezza? Certo, è apposta. Perfetto? No, se no si ripete. Erario manuest. Dopo dobbiamo ritirare gli ambasciatori, chiamare gli ambasciatori, una cosa o l'altra, dobbiamo... no, sì, certe però cose si fanno la cosa disdicevole è durante una trasmissione, senza fare nomi, sentire urlare e parlare di denaro quando poi si tratta di vite umane. Sì. E per me è indipendente del pensiero. Lo Stato italiano ha dimostrato su certi argomenti di essere unito, da destra a sinistra, e abbiamo dimostrato al mondo intero cos'è l'Italia. Sì, io qualche giorno fa è venuto fuori la foto di Quattrocchi, quello che è stato ucciso appunto. Vi faccio vedere come muore un italiano. Invece noi dobbiamo far vedere come vivono gli italiani, perché le eccellenze che noi abbiamo qua in Italia... Ma ci invidiano per tutte le parti, ma cosa stiamo parlando? Lo stupore che noi riusciamo a produrre per qualsiasi cosa deve essere quello il nostro motore trainante. Però appunto a volte siamo più presi a darci le bastonate sui piedi. Ma facciamo i tafazzi. Sì. Se in un altro stato, la Svizzera, è accaduto ciò, sui giornali svizzeri non viene messo fuori nulla. Dico la Svizzera come può essere la Francia, come qualunque altro paese. Noi ci facciamo sempre del male. Ed è secondo me un difetto ma anche un grande pregio, perché vuol dire affrontare sempre le problematiche. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare, nel bene e nel male. E allora, ripeto, in questa trasmissione io ci ho tenuto ad avere a fianco a me queste due persone, perché appunto sono persone che hanno delle competenze. Io ho preso un po' in giro il mio amico Roberto, ma praticamente Roberto è il compagno di merende dell'avvocato Reggioni, per cui se voi avete avete intenzione di iniziare, o comunque di fare iniziare i vostri figli, i vostri nipoti attività, vi dovete rivolgere a loro, perché appunto è l'importante nel nostro paese soprattutto è quello di conoscere quelle che sono le situazioni a cui si va incontro, perché appunto uno dice vabbè, sai, faccio un'azienda così, non so, metto degli operai a segare i tronchi, cose varie, faccio un'assicurazione così se a uno gli scappa una mano si taglia un dito, c'è l'assicurazione che risponde. No, perché appunto qua non si risponde solo a livello civile, si risponde anche e soprattutto a livello penale, perché a livello penale prima o poi arrivano, a livello civile sono un pochino più lente le cose, no? E infatti anche per questo bisogna appunto andare a votare al referendum e chiedere appunto la separazione, perché ci ritroviamo in una situazione in cui per esempio chi sono i controllori, chi sono i controllati, per quanto riguarda a livello giudiziario, a livello di mondo della giustizia. Per quanto riguarda appunto a livello del mondo del lavoro, cioè quando uno appunto si rivolge all'avvocato Andrea Reggioni che gli spiega cosa deve fare per filo e per segno, e poi dopo succede ugualmente una disgrazia, perché può succedere, no? Assolutamente. Però se il titolare di un'azienda ha rispettato tutti quelli che sono i canoni, tutte le norme, cose varie, si riduce massivamente quelle che sono le responsabilità penali e civili. Capito? Perciò appunto voi avete diversi motivi per
2 ne avete sostanzialmente per rivolgervi appunto all'avvocato Andrea Oreggioni, che è un consulente aziendale in quello. Prima, appunto, di sapere quello che è necessario, e secondo perché il vostro sapere, quello che vi verrà trasmesso dall'avvocato Oreggioni, sarà appunto quello di evitare quelli che sono i guai maggiori. Assolutamente, E assolutamente. appunto attraverso Posso lasciare i recapiti? Lo devi, no, Devo lo lasciarli, devi. assolutamente. I recapiti per qualunque informazioni sono l'indirizzo email è vitasrlformazione@gmail.com, e naturalmente do i numeri di contatti dei miei soci, la signora Olena col 366 53 23 418, e del signor Antonio 333 649 59 61. Ecco, io appunto vi invito a usufruire di queste professionalità che appunto oggi m'hanno accompagnato in questa trasmissione, perché prevenire è meglio che curare. Qua Assolutamente. in Italia poi appunto quando succedono cose non si finisce mai di pagare. No, si piange tanto in Italia dopo, perché noi piangiamo e questo non va bene. Non finisce mai. Io ho un amico che appunto per tanti anni ha fatto l'amministratore di questo, l'amministratore di quello, il sindaco, collegio dei sindaci da una parte, e poi alla fine insomma è incappato in quelle che sono certi errori prodotti da altri, e lui li sta pagando adesso. E mica so tutti come la ministra Santanchè, che non ne parla più nessuno adesso. Della ministra Santanchè non ne parla più nessuno. I guai che hanno interessato questa ministra qua sono spariti in maniera visibiliante. Visibilia era il nome di una delle società in cui lei è finita un po' nei pasticci. Allora, ripeto, per evitare di fare delle fesserie, o comunque per evitare di cadere in situazioni che poi si pagano, insomma. Assolutamente. E le paghi dal punto di vista, abbiamo detto che dal punto di vista civile è un pochino più lenta. No, lento o meno, però è civile, voglio dire, l'aspetto economico va e viene, l'aspetto penale, insomma, Sì, sappiamo benissimo anche cosa. perché le bancarotte si pagano. Io qualche giorno fa ho letto appunto, c'è l'ex sindaco di Roma Alemanno che quasi settimanalmente produce degli scritti, manda fuori degli scritti in cui appunto parla di gente di 70-80 anni e anche più che sono finiti dentro per o truffa o Bancarotta fraudolenta e tanti altri reati. Questi si pagano. Calcolate che in Italia a volte, quando riescono ad arrivare alla fine del percorso giudiziario, vengono fatti pagare più questi aspetti che invece quello che non so, casualmente, non so, tira una coltellata a uno e lo uccide. Questo infatti parlavo prima della 231 perché con questa legge si tende a diminuire le responsabilità sui reati, anche quelle della bancarotta, perché sono più di 400 300 reati contemplati in questa normativa. Quello che hai detto è sacrosanto, cioè chi commette reati finanziari di un certo spessore certamente viene prenderà una pena certamente maggiore di una persona che ha fatto un femminicidio, e questo secondo me è vero. Il reato finanziario spesso e volentieri viene posto in essere da persone che sono dei delinquenti, perché l'Italia abbiamo anche questa problematica, ma il fatto di essere performanti da un punto di vista di formazione. Parlavo qualche settimana fa con un magistrato, non faccio nome di Como, una bravissima magistrato che faceva il penale fino a poco tempo fa e adesso fa civile. E questa persona, parlavo di tutte queste normative, di queste, e lei mi ha guardato sorridendo e mi ha detto: la compliance aziendale, perché si parla di compliance aziendale, tutte queste In dialetto comasco come si dice? Adesso via. Comunque questa compliance aziendale, nel senso tutte le normative riferite alle aziende, tutto quello, se le aziende le rispettano, è la modalità perfetta per abbassare anche il rischio di infiltrazioni mafiose. Allora, se noi vogliamo dare uno stop alla 'ndrangheta, soprattutto alla 'ndrangheta in certe zone,
vediamo di documentarci di meglio, di seguire meglio quelli che sono i vari obblighi di legge. Allora, ripeto, siamo al volgere al finire del nostro tempo, vero carissima registi? Allora, ricordiamo ancora una volta, Vita SRL formazione @gmail.com, il 366 5323418 la signora Olena, 333 6495 961 il signor Antonio, o se no appunto potete chiamare direttamente l'avvocato Assolutamente. Andrea Oreggioni. Chiamate Mimmo Magnetta, segnatevi questo nome, Mimmo Magnetta, segnatevi questo numero 339 11 70021 e io vi do i riferimenti appunto anche dell'avvocato se volete. Perfetto. Vi do il suo numero di cellulare diretto, così potete chiamarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte. No, sto scherzando, vabbè. Con questo vi salutiamo. Prego Andrea. Io ringrazio tutti, ringrazio la redazione, ringrazio il dottor Magnetta, ringrazio Volonteri per la presenza e la possibilità di esprimere la mia opinione. Ringrazio anch'io e un ultimo consiglio mi permetto di darlo. In questo mondo ci sono tanti mistificatori che si presentano come esperti ed esperti non sono. Attenzione a chi vi rivolgete prima di avere poi dei problemi, perché ci sono dei facilitatori che facilitano solo ed esclusivamente il loro tornaconto economico, ma che poi in effetti fanno pagare tutte le conseguenze agli amministratori delle società. E con questo vi ringrazio, ovviamente sarò presente quando porterete la matriciana, vero avvocato? No, i pizzoccheri, dipende cosa volete. Io sarò presente in ogni caso, poi vedete voi. Grazie, buona serata. Proseguite nell'ascolto delle trasmissioni di Radio Libertà. Buona serata a tutti. Arrivederci. Avete ascoltato Spazio Più.